Ma tu cantavi già da ragazzino? Io da ragazzino cantavo già, figurati che al mio paese, quando io mi mettevo a cantare, no? Sapevo già che buttavano il secchio d'acqua per dire vada cucca, sì? cucca, sì, però io intelligentemente mi mettevo Un po' distante. vicino, mi mettevo vicino al muro, questo era il balcone, no? Ok. Allora l'acqua lei non la poteva buttare la signora così, capì? La prendeva e non, capì? E Quindi cantava. accadeva che lanciavano i secchi d'acqua? Sì, perché io cantavo la sera per dentro i vicoli del mio paese. E così poi è nato questo Mario Trevi, insomma. E a casa non dicevano ma che canti a fare, perché... No, cioè... ma mio padre poi mi hanno detto, dice guarda che tuo figlio era una bella voce, l'abbiamo sentito dove? Tu non lo so se ti ricordi, dei poveri pup. Ok. Allora che facevano questi pupari? Che poi ho incontrato uno di questi qua, che sarebbe il nipote di questi pupari, che mi ha portato anche dei regali qua, eccetera, che abita ad Afragola. Questi qua che facevano? Si fittavano questi famosi garage, sai, questi, noi chiamavamo i cellare, dove si metteva il vino conservato. E praticamente si mettevano un poco di pavimento a terra, sai, perché era sempre tutto pieno di polvere, eccetera. E io per andare a vedere quest'opera di Pupi, dicevo, se tu mi fai entrare, io non ho soldi, però io canterò, terrò intrattenimento tutti questi qua, mentre che tu poi prepari lo spettacolo. E così facemmo. Però io non volevo che la famiglia mia lo sapesse. Ah no? No, perché a casa mia si parlava solo di lavorare. Non esisteva, insomma, lavorare. Come tutte le famiglie Tu hai fatto anche il muratore. Io ho fatto tutto, Perché? tranne il ladro. In che periodo il muratore? Allora, ti sembra strano, io a 10 anni, E manca a farlo apposta, prima citavi Fravagatore di Viviane, no? pensi che io a 10 anni già andavo con mia madre, il tempo delle mele, praticamente si raccoglievano queste mele e poi si mettevano, non lo so se tu l'hai visto mai nei filmati, queste mele che mettono a terra e poi le girano per il sole le fa diventare rosse, no? E si chiamavano i porche mele queste qua, e di qua e di qua. Allora io e mia madre, io di qua e mia madre di qua, o viceversa. E acconciavamo questi mele che insomma che erano, i rossi erano buoni, mentre sotto che poi vengono... già da 10 anni io andavo a fare questi lavori. Poi Quindi la frutta. Sì, sempre. Poi ho fatto insomma il ragazzo di muratore, insomma, a portare la famosa cardarella, la famosa carriola, certamente era un giovanottello, un guaglioncillo. Certo. E poi... Poi hai lavorato in un negozio di, Sì. che è, di tessuti, Negozio di abbigliamento. tessuto, sì. E poi... In che zona? Nel Carmine, praticamente si chiama Basci di Quattro Palazzo, Perfetto. esattamente via Rua Francesca 22, con i proprietari di questi negozi si chiamavano Marrone, Raffaele Marrone e Filippo Marrone, erano due fratelli. Ti ricordi tuttissimo? Tutto, mi ricordo tutto, che mi mandavano a prendere il caffè, voglio guardi una quante caffè, perché non c'era il telefono, capisci? Nei negozi, sempre solo telefono alla casa, che non la mura, pronto, e sto parlando adesso di 65 anni fa, insomma. Canta Mario Trevi. Mario Trevi. Canta Mario Trevi. Tutti i miei 60 anni di carriera in un libro. Qui dentro ci sono tutti i miei festival di Napoli, le belle premiazioni, primo premio, secondo premio, terzo premio, tutti i miei pensieri, tutte le mie paure, tutte le mie emozioni. Beh, cosa dire di Mario Trevi? Indubbiamente uno dei più grandi interpreti della canzone napoletana. Mario Trevi è Napoli, Mario Trevi è vale, come sei tu, è Napoli, capito? Indifferentemente credibile, è lui nel mondo. La voce di Mario Trevi rimarrà per sempre come un grande documento di come si devono interpretare le canzoni napoletane. È uno di quei pochi che rappresenta la vera canzone napoletana, che oggi la canzone napoletana che cos'è? Qual è? Non lo sappiamo più. Mario Trevi è la canzone napoletana. Un libro fatto veramente con il cuore. Indifferentemente, il nuovo libro di Mario Trevi.
Disponibile su Amazon in formato ebook e cartaceo in vari paesi. Acquistalo anche tu. Grazie.